Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Questo è o potrebbe essere l'ultimo video con l'Ethos. Sono venuto a farmi un'ultima San Michele da Peteano per celebrarla. Bicicletta che adoro e non sono per niente convinto del cambio, se non per alcune motivazioni collaterali, fra le quali curiosità di provare bici diverse, o meglio con filosofia diversa da questa, con filosofia diversa da questa, e penso che il cambio bici mi possa dare quello spunto di cui ho bisogno per rimettermi in forma, perché quest'anno, se avete visto i video da inizio anno a oggi, proprio male. Quindi proviamo un gesto rivoluzionario per me, estremo. Vado. San Michele da Peteano, ultime curve. Via. Filmo questa clip sia per mostrarvi che ogni tanto anch'io vado a tutta e non sempre lo filmo, un po' perché quando sono a tutta non riesco e un po' perché mi sono sempre allenato per restare un po' dentro la zona di comfort, cosa che quest'anno non è possibile. Comunque sta bici è veramente uno spettacolo. Mi dispiace cambiarla perché quando trovi un oggetto che funziona così bene, su cui ti trovi così bene, effettivamente sai quello che lasci, non sai quello che trovi, però bisogna anche alimentare il lato della curiosità e anche quel lato di volersi sempre migliorare, che in questo momento non riesco a trovare, o meno non riesco a trovare soddisfazione nelle cose che sto facendo, dare continuità agli allenamenti e quindi trarne risultati o comunque benefici, e quindi diciamo che proviamo a fare questo cambio bici, vediamo che succede. Fatemi sapere, vediamo se qualcuno indovina cosa sto guardando, a cosa sto pensando. Ci sono un po' di bici in ballo, una potrebbe essere scontata, se non la più probabile, però sto sondando un po' il terreno perché vorrei qualcosa di diverso dall'Ethos, forse diverso anche da altre bici, ma forse no. Vediamo. Inizia un nuovo percorso di, come dire, prove, test, cambi, come avevo fatto sull'Ethos e raccontato nei precedenti video. L'Ethos con le ruote standard in alluminio, poi l'Ethos con le ruote in carbonio, le Alpinist, poi l'Ethos con le CLX 50 profilo alto, che secondo me erano la coppiata giusta. Manubrio in alluminio, manubrio in carbonio. Probabilmente farò la stessa cosa anche sulla bici nuova, così facciamo le cose a step e posso fare qualcosa di comparabile e diciamo di diviso per tappe, di segmentato per piccoli traguardi, come piace a me. Fatemi sapere con un commento se qualcuno di voi ha qualche bici da consigliarmi, qualche configurazione da consigliarmi, tipo bici da salita a ruote da pianura, come mi sembra che sia un po' la direzione che ho preso in questi ultimi anni, o configurazioni particolari, rapporti, SRAM, Shimano. Anche questo è una cosa che sto considerando. Mi piacerebbe provare SRAM su strada, visto che ho sempre pedalato Shimano. E dai, fatemi sapere se mi consigliate qualcosa per il cambio della bici da strada e se qualcuno di voi ha fatto un cambio con una delle bici più recenti, moderne, e si trova bene e vuole consigliarmi appunto qualcosa. Dai,
Adesso si scende, però sempre bella, va che mezzo. The next day. Allora io cambio la Ethos, ma qui c'è gente che le compra nuove. Già malinconia. Che bici spettacolare, sono già pentito. 2 days later. Non volevo che quella infrasettimanale fosse l'ultima uscita con la Ethos, quindi weekend, salita dei frutti con i crampi perché una pizza mi ha fatto mal di pancia, ma onoriamo il saluto alla Ethos. Ovviamente anche vento contro perché pareva brutto avere una sola variabile negativa. Il video di questo giro però lo vedrete probabilmente in un altro video, quindi ci vediamo al prossimo. Ciao.